Fresh Club. Follie di freschezza. Anche senza zucchero. Il design. Il comfort. Le alte prestazioni. La tecnologia. Non significano niente in un'auto. Se l'auto non è in grado di salvarti la vita. Audi, all'avanguardia della tecnica. Il mio videoregistratore saprà tutti i miei programmi preferiti e io non dovrò far niente. Gli dirò cosa voglio e lui me lo farà vedere subito. Sarà tutto più semplice. È la stessa semplicità che Nordmende ha dato alla programmazione dei suoi videoregistratori. Grazie al sistema integrato ShowView, basta comporre il numero della trasmissione e registrare diventa un gioco da ragazzi. Nordmende. Noi vediamo in grande. Da Superman a Batman a Dick Tracy, quello tra cinema e fumetti è sempre stato un connubio fortunato. Così Joe Johnston, già regista di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e collaboratore di Spielberg e Lucas, ha preso una serie di strip pubblicate all'inizio degli anni '80 e ne ha tratto una storia per il cinema. Il risultato è Rocketeer, un pastiche di commedia, avventura, fantascienza e fumetti. Ambientato nel 1938, durante gli anni del nazismo, narra le vicende di un pilota dell'aviazione che per caso trova una giacca dai poteri magici. Indossandola si trasforma in un uomo razzo che si muove tra scenografie grandiose, il vero punto forte del film. Costato 60 miliardi di lire, Rocketeer doveva essere, secondo i piani della Walt Disney, un autentico campione di incassi dell'estate di 2 anni fa, ma non è riuscito a battere concorrenti del calibro di Terminator 2. Addirittura per il lancio in grande del film, la major americana aveva speso 9 miliardi per restaurare il Captain, uno dei più gloriosi cinema di Hollywood, che aveva ospitato le prime mondiali di film come Quarto Potere, Guerra e Pace. I protagonisti sono Bill Campbell, più noto agli spettatori di soap opera che a quelli cinematografici, e Jennifer Connelly, che ha debuttato a soli 12 anni nel capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America. Ed ora vi lascio le immagini di Rocketeer. Buona visione. Sognando, l'intimo si avvera. Ad una Polo, la definizione di utilitaria bon po' stretta. Volkswagen Polo Scott, la piccola station wagon. Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi? Ma quanto mi pensi? Oh, scusa, un'altra telefonata, aspetta. Ciao Andrea. Mi ami? E quanto mi ami? Avviso di chiamata. Informati al 187. Allora ciao Andrea, ciao. Pronto Marco, mi ami ancora? Sì, ma tanto quanto? Telepiù con